Seconda parte di Mani e Fuori, abbiamo parlato di A1, di Coppa CEV, di Challenge Cup, ma ci siamo già gettati nel mondo Fito Performance. Dicevamo della sconfitta per 3-2 di Città di Castello, la seconda consecutiva, ma partita profondamente diversa rispetto a quella persa 8 giorni prima in casa con Loreto, una partita durata 5-7, tra l'altro 2 ore e 43, pensate il record assoluto dei campionati nazionali di A1 e A2 da quando esiste il 7-25, quindi sicuramente una giornata particolarissima che adesso andremo ad approfondire, ma come sempre iniziamo con i risultati dell'ultimo turno di A2, prego la grafica. Eccoli qua, Città di Castello che batte appunto Fito Performance Padova 3-2, successo stentato e meno male di Ravenna per 3-2 a Mantova, quindi perde un punto anche la squadra di Babini, abbastanza in maniera inaspettata a dire il vero. Reggio Emilia che batte facilmente Club Italia per 3-0, Isernia su Genova 3-2, successo di Segrate per 3-0 su Pineto, quello di Loreto allo stesso modo su Perugia, conferma dell'ottimo momento della squadra allenata da Fracascia, poi Sora che batte Gela 3-0 e Santa Croce che batte Milano 3-1 per una classifica che andiamo subito a vedere. Erano 6 e solo uno, ma potrebbe essere determinante il punto di vantaggio che a Padova su Ravenna 68 contro 67, a quota 49 Città di Castello a pari con Santa Croce in una grandissima lotta anche per il terzo posto molto importante in chiave playoff, ma Genova è solo due lunghezze a 47, Segrate 46, Loreto 44, davvero straordinario il girone di ritorno della squadra marchigiana, poi Reggio Emilia 43, Sora 42, Milano 39, Isernia 39, Gela 32, Mantova e Perugia a 27, quindi prezioso il punto conquistato da Mantova con Ravenna, Pineto a 20, chiude Club Italia a 9 punti. Questo è il quadro completo della classifica. Io voglio però a questo punto far intervenire anche Yuko Shikawa, una partita, abbiamo iniziato a parlare, molto difficile, quella di Città di Castello, dove però avete giocato quasi per 3 ore, a conferma che fisicamente state comunque bene. Ma dopo la partita un po' stanco, però ho giocato terzo set, 43-41, sì. Ma questo ma noi perso, quindi ma quarto set un po' meno concentrati. Queste sono le immagini che arrivano, le immagini appunto della partita di Città di Castello sono proprio i punti finali del terzo set, credo che siamo dal 23 pari in poi, quindi o 23-22, cioè quando la Padova era Simone avanti 23-20, quindi 2-0, 23-20, e poi cosa è successo? Poi battuta nostra, quindi cambio palla loro. Abbiamo sbagliato un cambio palla e l'ultimo mi sembra sul 24-23 per noi, ha fatto una battuta bella corta loro. Queste sono le reminiscenze che ho perché non ho voluto ancora rivedere la partita. E dopo mi ricordo invece le tante occasioni che abbiamo avuto per chiudere, perché abbiamo avuto tante occasioni, però insomma è stata una partita comunque obiettivamente molto bella. Diciamo la consolazione è sentirsi dire dai propri tifosi che siamo stati bravi perché abbiamo lottato e la partita è stata molto bella di alto livello. L'unica consolazione oltre al punto preso a Città di Castello. C'è stato un punto che io ho visto prima che ha fatto alzare tutta la panchina, ho visto Simone Roscini che era già in piedi, 26-25 per Padova, Tiberti che ti alza una pipe quasi senza muro, e tu cosa hai fatto? Dov'è finito il pallone tuo? In campo o fuori? Fuori. Fuori. Può succedere, no? Ma ha fatto anche un punto prima, ha fatto un contrasto sempre sul match point, contrasto di solito l'arbitro dà punto a noi in questi casi, invece... su questo volevo... L'arbitro ha dato punto a loro, lui li vince tutte queste palle qua, quelle sulla rete, lui è fenomenale. Bah, vabbè, allora qui, Maurizio, qui apro una parentesi, questa palla effettivamente era un match point, Simone, era un match point. Credo che qui sia stato poco coraggioso l'arbitro, credo che quando si gioca in un palazzetto pieno di persone, così anche tutto sommato molto partecipi come erano quelli di Città di Castello alla partita, l'influsso del pubblico sia importante. Forse l'arbitro non ha avuto il coraggio di chiudere una partita su una palla contesa. Ci può stare questo? Io non è che sia un merito, però molto probabilmente avessi avuto questa certezza sarei stato espulso. Perché sarei andato sotto il seggiolone e avrei chiesto ragione a questo comportamento, perché quello che mi si dice, ma me lo si dice da esterni al fatto agonistico del momento, mi si dice che non ci sono dubbi sul fatto che il punto era di Padova e che era il match ball. Allora
così avrei protestato normalmente, urbanamente, nel senso perché non puoi farlo e io probabilmente l'avrei fatto. Ecco, ma questo non è un merito. Non hai mai visto Maurizio all'opera? Non è un merito, è che sono lì e parto e vengo... Ne conosco un altro. Ecco, quindi ribadisco, non è un merito, ma siccome ti stai Tu giocando... sei mai andato negli spogliatoi come ha fatto Cestaro? No, andavo esclusivamente. Noi non andiamo negli spogliatoi. Chiaramente non sei il primo o secondo tempo. Ma non ho mai interferito durante la partita. Alla fine non mi sono mai precluso di comunque esplicitare il mio pensiero, che non è mai stato tecnico. Cioè io non entro nel merito delle decisioni dell'allenatore. E non gli dico neanche cosa avrei fatto. In genere dicevo avrei fatto qualcosa, significato vuol dire non hai fatto niente. Sergio, tu sei stato non era il massimo. Una squadra di Serie A di calcio, hai mai, quanto parlavi con l'allenatore? Quanto ti piaceva confrontarti? Durante la partita mai, assolutamente. Durante la settimana? Beh, avevi un direttore sportivo, Io avevo un grande direttore sportivo, si chiamava Gradi ed era una persona particolare, che aveva un grande rapporto con gli allenatori in cui riusciva non a dire quello che dovevano fare assolutamente, ma riusciva a suggerire in maniera elegante le sue idee. E quando uno ha un allenatore giovane, come era a suo tempo Mauro Sandrani, che era agli inizi carriera, penso che abbia fatto un gran bene a lui e alla società, avere una persona come Agradi che dava dei suggerimenti positivi. Poi lui aveva anche delle caratteristiche estremamente positive in termini societari, perché molto spesso si prendeva carico dei problemi o delle responsabilità che magari non erano sue. Ricordo che le prime partite di Serie A noi, se le sbaglio, le prime 5 le abbiamo perse tutte a livello quasi tennistico, e per cui se 2 mesi prima eravamo degli eroi perché eravamo andati in Serie A, se non sbaglio la quinta partita sono uscito con la polizia perché non erano molto d'accordo con i risultati. Con lo stesso commissario poi che ci aveva portato a casa da eroi, lo stesso commissario poi mi portava fuori dallo stadio. Per cui è stata un'avventura bellissima e piacevole, ma è una valenza in più avere un direttore sportivo sia con carisma, con esperienza, che si accolla problemi non suoi e tira fuori le soluzioni. Questo credo che ce l'abbia anche la Fido Performance, hai fatto bene, perché parliamo magari poco spesso, poi lui è una persona molto schiva, no? Simone, Stefano Santuzzi, però domenica sera dopo questa partita che davvero ha tenuto, tra l'altro sono successe delle cose incredibili, qualcuno di voi forse le avrà vissute, chi non ha avuto la fortuna di essere a Città di Castello può aver seguito la partita per radio con il commento di Alberto Sanavia e molti altri hanno seguito, come spesso si fa, la partita su internet. C'è un sito, c'è il sito legavolley.it che aggiorna praticamente ogni 10 secondi il punteggio, perché chiaramente la pallavolo va aggiornata velocemente. E nel terzo set c'è stata anche una beffa, perché il servizio dei risultati aveva messo 27-25, quindi 3-0 era già partita il risultato, Simone, quindi già chi seguiva, tra l'altro come me, perché domenica non ero a Città di Castello, aveva già esultato, aveva già chiuso la partita e forse stappato anche la bottiglia di spumante. Da lì a poco invece improvvisamente, quasi magicamente, il servizio è tornato a rimettersi in moto ed era 28 pari, quindi sono successe davvero di tutti i colori. Comunque una partita, diciamo prima con Yu, che comunque se c'erano dei pensieri dopo Loreto di una squadra che poteva essere stanca o che poteva aver finito le energie, credo che questo sia stato almeno questo dissipato, Simone. Poi le occasioni le avete sprecate comunque. Le occasioni sprecate senz'altro, però siamo stati, direi, proprio bravi, anche perché dopo un set così rischiavi veramente di finire la partita male. Invece abbiamo avuto tanto equilibrio anche nel quarto, che abbiamo perso comunque a 22, il tiebreak stavamo mi sembra a 10-9 per noi, insomma. Abbiamo avuto una bella reazione anche dopo quel set perso, perché veramente ti taglia le gambe, vedi 43-41, tifosi che quasi scendono in campo per la gioia, perché inizialmente pensare di vincere un set con la prima in classifica è già una buona cosa. E invece loro non sono calati, ci aspettavamo magari anche un calo di Rosalba, perché alla fine alla sua età una stagione non la fa mai intero, invece ha continuato a giocare su ottimi livelli. Noi però siamo fiduciosi perché è una sconfitta, ma ci dà molto morale. Ascolta, vi aspettavate un po' meno. Allora, Paolo Montagnani mi ha detto che vi aveva proibito di seguire la partita di Ravenna, che ha giocato alle 11:30, ma che ha visto che sotto il tavolo, con la scusa di vedere cosa faceva il Milan col Bari, eravate lì con i cellulari a vedere. Sì, inevitabile. A questo punto ci guardiamo, perché obiettivamente
pochi punti possono fare la differenza. Ma io l'avevo detto ad Alberto Sanavia in settimana, adesso l'avversario non conta, chi c'è di là conta poco, perché anche Mantova, Bastia Umbra, domenica Ravenna riceve Isernia, sono tutte partite difficili perché ognuna vede l'obiettivo vicino e dà tutto, quindi sapevamo che anche a Mantova Ravenna poteva trovare delle difficoltà, la trovate e speriamo che anche domenica ne trovi con Isernia. Io però a Maurizio Sardorati e a Sergio Giordani voglio chiedere, voi siete stati esperti, con Maurizio abbiamo vissuto in prima persona tantissime partite, tantissimi campionati decisi all'ultimo minuto. Sergio è stato protagonista di spareggi, promozioni, barra salvezza che hanno fatto impazzire mezza Padova. Cosa bisogna fare in queste settimane, Maurizio e poi Sergio, per stare dietro a questi ragazzi? Bisogna sdrammatizzare, è più importante sdrammatizzare, è più importante invece tenere la squadra in tensione perché il calo può esserci? C'è qualche ricetta oppure bisogna prendere quello che viene? No, faccio fatica a rispondere a questa domanda, faccio molta fatica. Bisogna guardare avanti e basta, perché come dice Simone è stato importantissimo portare la partita al quinto set e avere avuto ancora al quinto set l'opportunità di avanti 11-9 la squadra nel quinto set. 11-9, 10-8, 11-9. Francamente io pensavo che comunque il quarto set avesse fatto smaltire un'eventuale rabbia per il fatto di aver creduto di aver vinto. L'arbitro ha decretato il punto in modo opposto, è ripresa la partita perché, racconto un aneddoto, è una stupidaggine. Io guardo sia a televideo che al computer, mia moglie guarda la TV in un'altra stanza e io gli ho urlato 3-0 per noi, no. E lei ha detto no. No, e poi la partita è ripresa, lei mi chiede cos'è successo e io, facendo una delle solite stupidaggini, ho telefonato sia a Santuzze e a Camporese, pur essendo in panchina, però non mi ha risposto nessuno. Ha detto come mai questo qua chiama? Volevo capire che è successo, questa cosa ha effettivamente mandato in tilt molti, sì, perché c'è stato dato un giro di telefonate però piuttosto poi quando ho visto la reazione al tie break pensavo che di nuovo l'avessimo ripresa, perché 10-8, 11-9 toccava a noi, insomma. Cosa fare questa settimana qua? Chiacchierando prima l'ho detto, ma l'ho detto a loro e ho chiacchierato con Paolo. Non c'è nulla da dire, si vince domenica e poi c'è, che io non considero, fermo restando il rispetto per l'avversario, non considero un problema per la nostra squadra, la partita di domenica, per cui non c'è dal mio punto di vista francamente nulla da aggiungere o da dire. Si fa la partita in base alle caratteristiche dimostrate durante tutta la stagione. Sergio, siamo alle porte di una specie di spareggio. Allora, Montagnani ha portato questa similitudine, domenica c'è una semifinale e poi quella successiva è la finale, quindi devi vincere la semifinale che Maurizio dà. Io sono d'accordo con questa similitudine. Ci sta. Cioè è meglio non considerare la terza e considerare le prime due e vedere cosa succede. Ma rispetto alla tua prima domanda è dare tranquillità alla squadra. Non hanno bisogno di essere caricati, penso, sanno già loro, cioè non c'è bisogno di tensione assolutamente, per cui sanno che si giocano la stagione, non c'è bisogno di caricarli. Penso che Maurizio condivide, non ci sono ricette, sì, tranquillità, per cui sanno già cosa devono fare. Simone, state facendo allenamenti normali in settimana questa? Sì, abbiamo avuto mezza giornata martedì perché penso che se avessimo iniziato martedì mattina saremmo arrivati con le stampelle, perché ancora adesso un po' 2 ore e 50 di partita si sentono. Però sì, tutto a posto, qualche piccolo problema, qualcuno con la bronchite, però insomma penso che come atmosfera la solita, anzi a me piace vivere queste settimane, sono le più belle in assoluto, perché penso che tante altre squadre pagherebbero per essere al posto nostro e vivere contro questa pressione. Per me è fantastico, insomma, è quello che ci dà la carica in questo momento. È quello per cui giocate, vi allenate tutto l'anno, probabilmente. È quello per cui giochiamo, insomma, paradossalmente sì, magari domenica potevano dire facciamo 3 punti e lo scontro diretto neanche ci interessa, invece da un lato dico che bello fare una partita che penso... Di proposito perché così, no? No, quello proprio no, però magari me lo richiede dopo Ravenna e dico di sì, spero.
Però insomma pensare già adesso che tra 10 giorni giochiamo in un palazzetto con spero 3-4 mila persone, sicuramente vale la pena, vale la pressione, vale tutto. L'importante è stare bene fisicamente, Esatto, questo è determinante. quello è la cosa, stare bene è la fisicamente cosa risolve, importante. perché se uno è stanco comincia ad esserci qualche problema. Ma dopo, anche se sei stanco con le partite, la stanchezza Sì, sono d'accordo. Stiamo parlando di stare bene fisicamente ma anche mentalmente. Io voglio aprire una parentesi veloce ma doverosa. Stiamo parlando di pallavolo, stiamo parlando di questo punto, del punto in più, il punto in meno della partita con Ravenna, però chiaramente domenica c'era in campo un giocatore che questa sera è qui in studio con noi, che sta vivendo sicuramente, come dicevo, un momento particolare della sua vita, perché in Giappone sappiamo tutti cosa sta succedendo in questi giorni, cosa è successo nei giorni scorsi, e io volevo chiedere, con tutto il rispetto del caso, a Yuko Ishikawa, come stai vivendo questi giorni. Tu hai i genitori che vivono in Giappone, li hai sentiti? Cosa ti hanno detto? Miei genitori e mia città non c'è problema perché è più lontano. Però zona est, zona nord, tutto casino. Quindi anche io ho un po' paura. Però anche adesso in Fukushima radioazione, quindi ma adesso zona piccola, però dopo non so, quindi un po' paura mia famiglia, però devo giocare qui, quindi... Tu hai la testa, riesci a stare concentrato, a stare sì. nel campo, questo ti fa molto onore. Io quello che ho visto in questi giorni, posso dirlo, credo che il popolo giapponese, i giapponesi siano un popolo straordinario, perché stanno reagendo con una grande dignità e con grande anche ordine, no? Ho visto persone che non si stanno disperando, stanno già forse lavorando, stanno già pensando per sistemare, vero? Questo è qualcosa che si vede. Siete molto ordinati da questo punto di vista. Incredibile, no Sergio? Credo che si sono viste delle cose. Tra l'altro sentivo oggi, si parla di scosse di assestamento di 6,8 gradi Richter, che da noi vuol dire sconvolgerebbero mezza Italia, quindi è una grandissima... Quindi complimenti Yu, perché tu sei qui, stai giocando a pallavolo, lo stai facendo bene, credo che domenica tu abbia fatto 5 set, insomma, importanti, quindi abbiamo scherzato sul tuo errore, ma credo che ci siano cose in questo momento molto più importanti di un pallone tirato dentro e tirato fuori. Questa parentesi la dovevo un po' perché mi faceva piacere sentire Yu, è la seconda stagione qui in Italia, si sta dimostrando un giocatore, un grande professionista, tutto il pubblico lo sta apprezzando e mi auguro che domenica ci sia davvero un applauso particolare per quello che stai vivendo, per tu e soprattutto per te e soprattutto per la tua famiglia. Quindi domenica, come dicevamo, ci proiettiamo quindi nel prossimo turno e chiedo alla regia di mandare subito la grafica del prossimo turno di A2 perché commentiamo appunto il prossimo turno anche di Ravenna. Prego la grafica. Eccoci qua, Reggio Emilia che ospita Santa Croce, Città di Castello con Sora, Padova che ospita Perugia alle 18 al Pala Fabris di Padova, Segrate con Loreto, Genova con Club Italia, Milano con Gela, Pineto con Mantova e Ravenna con Isernia. Questo è il quadro completo della terz'ultima giornata. Ricordo ancora una volta gli impegni, quindi Padova con Perugia, Ravenna con Isernia, queste sono le due cosiddette semifinali. Poi domenica 27 marzo scontro diretto alle 18 al Pala Fabris, si era parlato, si era ventilato anche di una possibilità di anticipare alle 11:30 la partita per fare la diretta su Sport Italia. Fortunatamente le due società hanno rifiutato perché credo che sia importante che la partita che potrà decidere probabilmente il campionato si giochi nelle migliori e nelle condizioni più regolari possibili. E poi ultima giornata, lo ricordo ancora, Padova impegnata a Milano e Ravenna in casa con Perugia. Simone, si può ancora pensare che domenica possa succedere qualcosa o davvero è un turno, chiamiamolo così, di passaggio? Può succedere di tutto, perché se stiamo a vedere il calendario la partita più dura ce l'hanno loro, perché Ravenna Isernia viene da 6 vittorie consecutive se non sbaglio. Può succedere di tutto, io penso che noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, a vincere 2 partite, una alla volta soprattutto, poi come facciamo tutte le domeniche, finiamo, vinciamo, ultimamente un po' di meno, però di solito eravamo abituati così, vinciamo e poi sentiamo cosa fa Ravenna. Può starci la sorpresa ma non ci crediamo molto, quindi noi pensiamo a noi e pensiamo ad arrivare in vantaggio allo scontro diretto. Maurizio, ma può cambiare qualcosa all'interno di un gruppo così coeso quando ti vedi
questo vantaggio che tutto sommato si assottiglia, anche se in realtà poi se andiamo a vedere, a leggere il calendario, tutto sommato sta succedendo quello che è successo nel giorno d'andata più o meno, come andamento. No, secondo me è il risultato che sgombera il campo da un eventuale problema mentale, perché se si fosse perso allo stesso modo che con Loreto in casa, allora sarebbe suonato un grave campanello di allarme. Invece si è avuta l'opportunità di chiudere sul 3-0, poi al quarto set... Scusa Maurizio, ti interrompo, sono le immagini della partita di andata con Perugia, prego. Sì, voglio dire, dal mio punto di vista ha sgomberato o ha anticipatamente sgomberato l'idea di sovraccaricare di significati che ci sono, perché dovesse esserci la sorpresa, evidentemente il significato è insito, ma la buona prestazione, come diceva Simone, la buona prestazione secondo me non dovrebbe aver creato alcun pensiero per il fatto di aver smarrito nelle ultime 2 giornate 5 punti su 6. Ma è Loreto che ha infastidito. Che ha suonato come nota stonata. Secondo me non credo che loro abbiano di questi problemi. Insomma. Sergio, questo non è più presidente da circa un anno, però la domenica chiama, rompe le scatole. Facevi anche tu quando hai smesso di essere presidente o ti sei staccato in maniera più netta? Io vado a vedere tutte le partite. No, tutte le partite in casa, preciso, non in trasferta Maurizio. perché sennò qualcuno mi picchia. Per cui no, io sono rimasto tifoso. Dopo 10 anni uno rimane tifoso, penso per sempre. Cioè, ti rimane dentro, per cui quando c'è tensione allo stadio mi sudano ancora le mani, cioè normale. Ti senti ancora molto coinvolto, insomma? Sì, per me Padova è una cosa importante, il calcio Padova. E la pallavolo che tipo di sensazioni ti dà? Cioè, diverse forse? Quando vado a vedere la pallavolo mi diverto e provo meno ansia, non c'è... Mentre quando c'è il calcio Padova che gioca e vedo qualche azione particolare mi provoca ansia. Tutto sommato è più divertente vedere la pallavolo perché c'è meno stress psicologico. Prossime 2 domeniche ci sarai? Sì. L'hai messo in agenda? Sì, già segnato. Simone, che avversario è Perugia? Un avversario con nomi importanti, perché a dispetto della classifica, nomi veramente importanti nel sestetto e anche una buona panchina, quindi una squadra da non sottovalutare, una squadra che verrà come tutte quelle che abbiamo incontrato fino adesso, senza niente da perdere, quindi mi aspetto battute sempre tirate, tanto per vincere con la prima in classifica è difficile, quindi tiriamo tutto braccio. Insomma, una partita tosta, già all'andata hanno fatto vedere buone cose, una squadra molto brava a muro, quindi particolare attenzione a quello. Ascolta, con Loreto Paolo Montagnani aveva puntato l'indice sugli schiacciatori di zona 4. Quindi Yu, quindi Mattia, quindi poi Cico quando è entrato, che hanno fatto veramente molta fatica, 17 muri. Questa volta mi sembra che i numeri degli schiacciatori siano stati decisamente migliori. Mattia Rosso ha chiuso con 30 punti in attacco, mi pare il 62%. Sì. Merito loro o più merito tuo che li hai smarcati senza muro? Ma premesso che loro stanno facendo una stagione fantastica, perché sia Mattia che Yu stanno attaccando benissimo, sono poche le partite in cui la percentuale di attacco va bassa. Infatti penso anche nelle statistiche della Lega siano tra i migliori giocatori in attacco in quest'anno. È stata una giornata particolarmente difficile con Loreto, perché di là erano veramente bravi, poi a palla staccata non abbiamo trovato le soluzioni trovate in altre giornate, però loro stanno facendo sempre merito degli schiacciatori. Noi palleggiatori ci prendiamo pochi meriti, ma va bene così. Yu, tu come ti senti in questo momento a livello di forma fisica? Tu stai giocando da quanti mesi senza mai fermarti? Mondiali, scusami, non hai mai smesso di giocare? Adesso meglio, Adesso meglio? Sì. Sei meno stanco adesso? Sì, perché mancano 3 partite, quindi... Speriamo che ne manchino solo 3. Speriamo che manchino solo 3 partite. Speriamo, Yu. 3 partite, no? Sì. Playoff? No. No. Non playoff. Non vuoi playoff? Sì. Non li vuole nessuno i playoff? Solo 3. Solo 3. Speriamo che sia davvero questo l'obiettivo della Fido Performance Padova. Lo ricordo ancora una volta, domenica alle 18, questa partita comunque importante. Oggi il presidente
Fabio Cremonese ha lanciato, lo leggeremo sui giornali di questi giorni, un appello a tutti i tifosi perché davvero debbono essere le ultime 2 partite in casa davvero con un Palasport strapieno. Ci sono già molte richieste di biglietti in società per la partita di Ravenna, credo che i 4.000 posti del Pala Fabris saranno per la prima volta, almeno per quanto riguarda la pallavolo, completamente esauriti. Ci fermiamo qui per la seconda parte, nella terza parte parleremo del pallavolo Rio, del volley Rio e quindi a tra poco per la terza parte.